Con l'introduzione del nuovo impianto a LED, Palazzo Te ha sicuramente compiuto un passo in avanti nella logica della valorizzazione del monumento, perché torna a vivere e a piena luce la magia dei colori di Giulio Romano, torna a piena luce uno degli elementi che lo qualifica, e cioè il cangiantismo dei colori. È un'operazione che ha voluto esaltare il rapporto tra luce ed arte, ma che ha anche sicuramente altri elementi importanti. Tutti sappiamo i benefici dal punto di vista della tutela che garantisce il LED rispetto ovviamente alle vecchie luci alogene che qui c'erano, ma è anche un'operazione che si colloca in termini di ecosostenibilità. Palazzo Te passa da 7 kW di consumo a poco più di 1. Ultimo elemento che qualifica questo intervento è in termini museografici. Abbiamo liberato le sale da tutta una serie di interferenze visive. Siamo intervenuti con questo cestello, questa piantana a cestello integrata, che significa, tradotto, che una piantana raccoglie più servizi, i punti luce, gli estintori e anche le luci di sicurezza. L'iniziativa di questa sera, con l'enorme partecipazione al di sopra di ogni aspettativa, dimostra l'amore innanzitutto dei mantovani per questo palazzo, che è il Palazzo dei Mantovani, il palazzo della città. Naturalmente l'amore che l'amministrazione ha e la cura che l'amministrazione cerca di porre in questo palazzo si è concretizzato anche con questo importantissimo intervento del rifacimento dell'illuminazione delle sale. Questa sera c'è la possibilità per tanta gente di vedere i colori di Giulio Romano con una luce diversa, con un'atmosfera anche diversa, un'atmosfera magica. Chiaramente il successo dell'iniziativa di questa sera ci porta a dire che questa serata, che doveva essere una serata unica, sarà senz'altro ripetuta, magari un'altra volta a luglio, poi un'altra volta ad agosto, un'altra volta a settembre, perché lo spettacolo è veramente unico e meraviglioso.